Di Covid abbiamo parlato tanto. Per un anno e mezzo ogni telegiornale parlava di Covid. Poi, siccome i nostri giornalisti sono affetti da monomania, si è parlato della guerra, poi dopo delle elezioni, e di Covid adesso si parla meno, ma forse è il momento di fare anche il punto, di capire cosa ci è accaduto, perché ci è accaduto, come questo ha cambiato la nostra vita sociale, le nostre, i nostri rapporti con i medici e la medicina. Io devo dire che è stato personalmente per me un periodo difficilissimo, non per me in quanto Antonella Magaraggia come persona, tendenzialmente io non ho mai avuto paura, non ho avuto questi grandi timori che si sentivano in giro, ma all'epoca io facevo il presidente del tribunale ed ho sentito fortissima la responsabilità di cosa fare delle persone che dipendevano dai miei provvedimenti, con una legislazione così un po' schizofrenica, con i DPCM che arrivavano nella notte tra la domenica e il lunedì, e poi noi lunedì dovevamo emettere dei provvedimenti. Insomma, quello è stato un periodo molto difficile, un periodo anche di forte disorientamento che poi abbiamo incanalato, ma poiché forse abbiamo capito, ma ce lo dirà il professore oggi, che se non è il Covid o un suo parente forse diventerà una situazione endemica, dobbiamo, come dire, attrezzarci per qualcosa forse che continuerà a accadere e in relazione al quale noi dobbiamo trovare gli strumenti di reazione. Io, prima di dare la parola al professore, vorrei ringraziare il dottor Bolla perché ha inaugurato una serie di incontri di carattere scientifico, in particolare sulla medicina. Io avevo detto all'inizio della mia presidenza che avrei un po' virato dall'ambito delle scienze umanistiche che hanno sempre prevalso al nostro Ateneo verso il campo scientifico. D'altro canto, nel nostro statuto di Ateneo addirittura i soci erano divisi in classi delle scienze umanistiche e invece delle scienze mediche. Adesso questa divisione tra i soci non esiste più, ma l'importanza della scienza, che non è forse ancora troppo considerata nel nostro paese, invece per me, per noi, per la cultura di questa città e di questo nostro territorio è molto importante. E quindi lo ringrazio. Questo è stato preceduto da un incontro molto importante sul fine vita e sarà seguito da tanti altri in un ciclo che riguarda la medicina, che troverete per gli argomenti che tratta sicuramente interessante. Quindi grazie professor Palù, grazie al nostro socio dottor Bolla, io mi siedo ad ascoltare. Grazie Presidente, in particolare per la sensibilità che ha dimostrato per aprire appunto alla scienza, quindi io mi sento estremamente responsabilizzato per questo ruolo che la Presidente mi ha dato. Grazie a tutti voi che siete qui. Vi posso dire che siete dei privilegiati perché questa sera siete davanti a una persona di altissima statura scientifica
e quindi dopo, quando ci sarà la discussione, vi invito a intervenire, perché è veramente un'occasione che avete. Soprattutto grazie al professor Palù che è qui tra noi. Vedete qui questa prima immagine, è evidente che il professor Palù all'interno di una amplissima pubblicazione di biografia di natura strettamente scientifica ha anche pubblicato dei testi che mantengono la validità scientifica, ovviamente la correttezza scientifica, che però sono anche aperti ai lettori non specialisti. E qui ci sono questi due libri, vedete, che sono stati scritti dal professor Palù, il primo con anche il professor Clementi, e in fondo alla sala, vedete, c'è appunto il testo all'origine che è uscito con Mondadori e che parla anche della situazione contemporanea relativa a questa pandemia da Covid-19. Quindi invito il professor Palù a iniziare, poi evidentemente colloquieremo, gli farò delle domande e poi alla fine, mi raccomando, intervenite. Grazie. Presidente, dottor Bolla, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, non è la prima volta che intervengo in questa meravigliosa sala, quindi decorata da Palma Giovane, Corona, Danna e Tintoretto sopra, quindi ogni volta che sono a Venezia sento molto la veneticità e l'appartenenza a questa area culturale, anche a questa società veneta, che insomma è 1000 anni più antica, è più antica di quella romana, tanto che ne ha bolla d'oro gli Equites di Altino, sono i Marcellus, i Cornelius e tante altre famiglie di nobiltà romana. Allora sì, per la prima volta, ho avuto l'esperienza letteraria in questi 2 volumi, ne ho scritti tanti di libri, ma sono libri per studenti, riguardano la medicina, la virologia, l'oncologia, oltre a pubblicazioni. Ecco, qui con Clementi abbiamo descritto la bellezza della virologia, perché ci è sembrato che era stata svilita da interventi di tanti pseudovirologi o autoaccreditati o eteroaccreditati come virologi che non avevano mai coltivato un virus, ma parlavano di malattia virale della pandemia, magari essendo dei matematici importanti, matematici statistici altrettanto importanti, cultori dell'igiene e della sanità pubblica, ecco, ma clinici, ma il virologo si occupa di isolare, identificare un virus, capirne la natura molecolare, conoscere la struttura, come interagisce col nostro organismo, col sistema immunitario, come replica, come dà una malattia e individuare dei bersagli per creare poi dei farmaci e dei vaccini, cosa che un virologo fa. Ecco, molti che avete conosciuto queste cose non sanno cosa siano. Ecco. Quindi volevamo dare dignità a una disciplina e narriamo le scoperte, io e Clementi, la nostra esperienza con pazienti, con studenti e soprattutto quelle che sono state le tappe della virologia, della scoperta dei primi virus, che sono vegetali. I virus sono l'elemento in grado di replicarsi, sono microbi più diffusi nella biosfera, infettano piante, animali, insetti, vertebrati, invertebrati, infettano batteri, protozoi, funghi, ci sono virus che infettano i virus, quindi li troviamo in tutte le parti del pianeta, nelle acque solfuree fino alle profondità marine, quindi dove infettano il plancton. Quindi ecco, sono l'elemento con cui conviveremo più a lungo, adesso che siamo quasi 8 miliardi su questo pianeta e che stiamo alterando gli ecosistemi, l'ecologia, quindi stiamo trasportando nuovi insetti, cambia la temperatura, cambia il clima, deforestiamo. L'anno scorso hanno viaggiato 5 miliardi di persone in aereo, quindi non esistono più confini nel nostro ambiente e quella che una volta era le pestilenze del 300, 400, del 600, che venivano sempre da Oriente, a Crimea erano
allora i mongoli a portarle nell'assedio della Crimea, poi le navi genovesi e veneziane, ma ecco, allora quelle cose non arrivano più lentamente, ma arrivano in maniera molto veloce. Quindi, ecco, descriviamo poi le scoperte fondamentali della virologia, quelle che hanno dato i Nobel. I virologi sono tra i Nobel laureate quelli che hanno avuto più Nobel. Quindi, diciamo, la scoperta dell'acido nucleico come agente infettante, dalla cristallografia di un virus, dall'indagine dei virus come danno i tumori, dalle scoperte dei farmaci antivirali, dalla scoperta che un virus dà una malattia autoimmune. Io potrei citarli, citiamo in questo libro Virosfera e poi esperienze vissute con i pazienti. Mentre all'origine io descrivo che cos'è la virologia, la comunicazione al tempo del Covid, come l'abbiamo vissuta, soprattutto sulla nostra pelle, quindi tanti comunicatori, l'origine di questo virus, quindi la supposta origine, avendoci lavorato, conoscendo un po', essendo stato presidente dei virologi europei, avendo viaggiato ai tempi della pandemia, dell'influenza del 2009, ricordiamolo, poi quando l'influenza aviaria era stata modificata geneticamente da due virologi, Ron Fouché e Yoshiro Kawaoka, per renderla trasmissibile all'uomo, perché il virus dell'aviaria non si trasmetteva al criceto e quindi all'uomo. Quindi queste tappe, la cosiddetta gain of function, la manipolazione dei virus. Poi quindi parlo dell'origine, parlo della saga dei virologi, questi che si sono succeduti in televisione, e quello che è il lavoro di un virologo, come si dovrebbero costruire i vaccini, cosa si dovrebbe fare, e poi alla fine disegno un posto per Venezia, per questa meravigliosa città che per prima ha affrontato le pandemie con la quarantena, con il lazzaretto vecchio, il lazzaretto nuovo, il lazzaretto per gli infettati, il lazzaretto per i contatti degli infettati, con i procuratori di San Marco, con, diciamo, i Green Pass alla veneziana e soprattutto, ecco, con il lockdown, e poi la peste del 600, quando l'ambasciatore di Gonzaga, invece di andare a Sant'Erasmo dove mettevano coloro che erano venuti in contatto, Venezia aveva interessi economici, lo hanno fatto venire in città e gli è esplosa la peste manzoniana. Ecco, quindi, e descrivo il ruolo. Allora, io potrei farvi una lettura di virologia, spiegarvi come replica il virus, come ricombina, in che cellule cresce, quali sono i geni che danno la patologia, come si sono sviluppati i vaccini, ma lascio al vostro moderatore e dirvi quanti casi abbiamo avuto oggi, quindi siamo meno di ieri, 25.000, quanti morti? 290, quanti ricoverati, scusate, in area medica? 290, i casi di letalità sono 51, più 3 in terapia intensiva, dirvi come sono i casi in Europa, stanno crescendo. Noi siamo nell'emisfero boreale, questo è un virus che si diffonde per aerosol, quindi come tutti i virus respiratori ha il suo apice nel periodo invernale, quindi adesso ci sarà anche l'influenza che si era spenta nei 2 anni precedenti, ma che si è riaccesa prima nell'emisfero australe, dove era inverno quando qui era estate, circola l'H3N2, l'H1N1, i vecchi virus, quindi circoleranno, ma probabilmente l'avremo il picco a fine dicembre, inizio gennaio, ecco, comincerà a dicembre, fine novembre. Abbiamo già isolato 1 o 2 casi H3N2. Ecco, dirvi cosa dovremmo fare, quante persone sono vaccinate, ma lascio al moderatore. Okay. Io ho una trentina di diapositive, ma più che farvi una lezione, se volete sono disposto, posso darvi questi dati in diapositiva se voi me li chiedete. Ecco, certamente dopo arriviamo, ci sono 2 slide in particolare nello stato attuale, ma volevo preventivamente fare una domanda di carattere generale. Io quando ho fatto la facoltà mi è stato insegnato che i virus non sono esseri viventi in quanto tali, perché hanno bisogno di replicarsi attraverso la cellula ospite. Volevo chiedere al professor Palù se questa
interpretazione è cambiata in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni, o se rimane ancora l'ipotesi, il sospetto che questi virus non siano per definizione esseri viventi nella loro completezza. Allora, il concetto di vita è cambiato in quanto con la scoperta del DNA, che è l'elemento vitale, e dell'RNA, che è addirittura l'elemento ancestrale, l'acido nucleico, sì. I virus si dividono in virus a DNA e in virus a RNA, ma abbiamo conosciuto anche i prioni, agenti infettanti fatti di solo proteina. Se vi ricordate ai tempi della mucca pazza, quando allora c'erano, ecco, quindi i virus sono quello di il microbo più piccolo che esiste in natura. Ci sono i viroidi fatti di 200 sequenze, lettere di RNA, sono i virus più piccoli. I prioni addirittura sono fatti di una sola proteina e sono in grado di infettare e di replicarsi. Quindi il concetto è quello di vita. Che cos'è la vita? È quello che è in grado di replicarsi. Okay. Che si replichi in maniera autonoma come fanno i batteri, come fanno i funghi, come fanno i lieviti. Oppure che si replichi con bioparassitismo obbligato come fanno i virus, perché hanno bisogno di una cellula del nostro organismo, sia esso animale o vegetale o microbo, quindi replicano nei microbi. Conosciamo, vi ho detto, i virus che infettano i virus. Ci sono virus giganti che si chiamano mimivirus, che hanno anche la complessità che hanno normalmente i batteri. I batteri hanno anche un sistema di energia, sono procarioti, le prime forme di vita, ma gli eucarioti, che sono le nostre cellule animali o quelle dei funghi per esempio, sono eucarioti, hanno i mitocondri, quindi hanno capacità di storare poi l'energia in forma di zucchero o di lipidi all'interno di vacuoli, hanno varie funzioni che i virus non hanno, ma sfruttano quelle della cellula ospite. Ecco il concetto di virus. E questa diapositiva è per dirvi che noi i coronavirus li conosciamo dal 1930. Il primo virus, i coronavirus sono i virus a RNA più grandi, 30 geni, 30.000 nucleotidi. Nel 1934 il primo virus fu quello della bronchite del pollo. Infettano centinaia di specie, mammiferi, uccelli, serpenti, danno encefaliti, ma soprattutto polmoniti, enteriti, epatiti. Nel topo sono i virus dell'epatite. Ecco, quelli che conoscevamo, il primo coronavirus umani sono negli anni 61-62, che danno il raffreddore. Poi ne abbiamo imparati a conoscere nel 2004-2005 altri virus, sempre del raffreddore, ma poi, se guardate qui, vedete, la MERS del 2002 e la SARS del 2012 sono i primi virus che davano la polmonite, forme gravi. Da dove vengono? Vedete, dagli animali. Quali animali? Sono tutti mammiferi. Chirotteri vuol dire pipistrelli, ne conosciamo più di 2000 specie in tutto il mondo, e topi o ratti, quindi roditori, tra topi e ratti, sono più di 1500 specie nel pianeta, quindi immaginate, ognuno di questi ha un suo virus, un coronavirus. Ecco, di solito passano in un ospite intermedio, vedete? Può essere un camelide, il lama, il bovino, la civetta delle palme, il procione, oppure il dromedario, come è avvenuto per il virus della MERS. Ecco, quindi bene, abbiamo chiarissimo. utilizzato anche una diapositiva. Questo per dirvi che vengono dal che il SARS-CoV-2 viene dal pipistrello, un pipistrello cinese, si chiama Rhinophilus, è una specie molto diffusa. 2019, Covid-19. Come il titolo del libro del professore, all'origine. Qual è l'origine? Che tipo di origine abbiamo di fronte, professor Pallun? Allora, io l'ho scritto nel libro, l'ho scritto in alcune pubblicazioni scientifiche, ho pubblicato una settantina di lavori dal 2019, anche perché ero andato in pensione, ma alcuni colleghi, essendo stato presidente dei virologi europei, ho frequentato varie accademie ai tempi dell'influenza aviaria,
un po' mi chiedevano di dare una mano, per cui ci siamo dilettati di analizzare, vedete, queste sequenze genomiche, questi 30 geni, e il SARS-CoV-2 che vedete qua in cima è molto diverso dal SARS-CoV-1 e dal MERS-CoV-1, ma danno tutti la polmonite, questa che vedete qua, originano tutti da pipistrello, sono passati nel dromedario o nel procione, questo non sappiamo dove sia passato. Quindi quello che ha di caratteristico per quanto riguarda l'origine, ecco ve lo mostro, ecco, questa è una lettera che abbiamo scritto in 40 virologi, il primo nome è la Courtier, che è una virologa dell'Institut Pasteur, abbiamo scritto una lettera aperta all'OMS, alla nazione cinese, ai paesi del mondo, perché il governo cinese convocasse un'assemblea di esperti per discutere, perché i cinesi non ci hanno mai detto nulla su questo. E quello che ho pubblicato con questi colleghi è questa strana sequenza che è qui dentro. Erano 12, in realtà sono 19 nucleotidi che codificano una sequenza unica di 4 aminoacidi che permette a questo virus di infettare le cellule umane. Senza questa sequenza non infetta. Non infetta. E dove l'ha presa questa sequenza? Non c'è in nessun virus del pipistrello. Questi 18 nucleotidi non sono in nessun virus animale che infetta gli animali o gli eucarioti. Quindi, come può essere entrato là? È una inserzione. Come è avvenuta? Ecco, eccola qua, la vedete. U3, 36, 39, 12 più gli altri nucleotidi qui intorno. Ecco, questo virus ricombina, cioè quando una cellula è infettata da 2 virus diversi può avvenire quello che avviene ai nostri cromosomi, che queste sequenze si possono scambiare e quindi inserire, avere un'inserzione in più, e solitamente questo avviene in natura, cioè quando uno di noi è infettato con 2 virus che provengono da individui diversi, facciamo un ricombinante. La ricombinazione vuol dire, eccola qua, è la scambio, quello che avviene nei cromosomi, nella meiosi, cioè quando si segregano i 46 cromosomi in 23, nell'oocita o nello spermatozoo, quello che succede, i cromosomi appaiati, uno di origine materna e uno paterna, possono ricombinare alcune sequenze. Ecco perché la nostra specie è sempre diversa, perché abbiamo queste ricombinazioni che sono scambi all'interno. Ecco, queste avvengono solo in 2 classi di virus. I retrovirus, che sono i virus che danno il cancro, che hanno un genoma diploide, in pratica 2 cromosomi identici, ma che però possono mutare e variare. E avviene nei coronavirus, perché hanno 30 geni, e le sequenze intergeniche tra un gene e l'altro sono omologhe. Per cui, eccolo qua, vedete, quando arrivano 2 frammenti o 2 virus diversi possono ricombinare, ma possono anche ricombinare con una sequenza umana, cioè di un gene umano quando viene trascritto. E quello che abbiamo individuato è proprio che questo gene umano è un gene unico per il riparo dei danni, si chiama per il mismatch repair, per quando viene danneggiato un cromosoma, ed è una sequenza che viene anche utilizzata, questo gene umano, si chiama MSH3, per rendere una cellula refrattaria all'infezione di un virus sensibile. Quindi quello che noi ipotizziamo in questo lavoro, che non è ancora stato smentito, che è un'ipotesi, è che sia avvenuto né più né meno nel laboratorio di Wuhan, che è l'unico laboratorio BSL-4, dove da 10 anni si coltivava anche questo virus del Rhinolophus sinicus, che è un pipistrello cinese trovato in una caverna in un unico paese al sud della Cina, dove esistevano questi pipistrelli a migliaia di chilometri da Wuhan. Non è stato rinvenuto in nessuna altra specie animale. Ecco, questa sequenza è identica, quindi esiste una possibilità su 1 miliardo, appartiene a un gene umano, che questa sia avvenuta per caso. Quindi la possibilità, cosa può essere successo? Quello che noi ipotizziamo è quello che è avvenuto nel 1977 in Russia,
quando il virus dell'aviaria, l'influenza spagnola, 1918, la prima pandemia che conosce, ma ce n'erano state sicuramente di altre, l'immunità che ha studiato, la cosiddetta spagnola, che ci deriva dall'anatra, era un'influenza aviaria spagnola, ma in realtà era durante la guerra, le truppe americane l'hanno diffusa, 50-100 milioni di morti, non sappiamo esattamente, ma ben superiore ai 6 milioni e mezzo di morti che abbiamo attualmente, che non sono pochi, perché l'epidemia stagionale nel pianeta fa circa 1 milione di morti o mezzo milione di morti, e che questi non sono pochi. Ecco, quello che è successo è che questo virus era sparito quando nel 1957 compare l'asiatica, l'H2N2. Quindi l'H1N1 non si vede più. Nel 1968 compare la Hong Kong, l'H3N2, e l'H1N1 non compare più, compare improvvisamente in Russia nel 1977. 20 anni dopo, quando è caduta l'Unione Sovietica, abbiamo saputo che nel laboratorio vicino a Mosca di virologia coltivavano come arma biologica il virus della spagnola. Ma questo abbiamo saputo 20 anni dopo. I cinesi, nonostante 3 commissioni dell'OMS, nonostante richieste, poi c'è stata quella che vi ho mostrato io, ma altri virologi inglesi che hanno scritto, eccetera, quindi non ci hanno mai detto, non ci hanno dato né i quaderni di laboratorio, hanno tolte tutte le sequenze che avevano immesse nei databank, oggi ne abbiamo decine di milioni di sequenze, le hanno subito tolte, non ci hanno dati i libri di laboratorio e hanno impedito di consegnare questi virus del pipistrello che loro avevano nella loro viroteca. Quindi l'altra possibilità è che questo virus sia venuto, perché 2 sono le possibilità, no? Qui a tertium non datur, che sia un virus che è venuto dal pipistrello direttamente all'uomo, ma sappiamo che questo virus non infetta più nel pipistrello, ha perso la capacità di infettarlo, e questa sequenza lo rende specie specifico per la nostra specie. Poi abbiamo visto che infetta anche, abbiamo pubblicato anche noi, che infetta altre specie di mammiferi, in particolare i felini, il criceto, il topolino. Ecco. E io ero presente all'Accademia Nazionale delle Scienze di Washington quando nel 2014 fu deciso messa al bando degli esperimenti di manipolazione genetica dei virus, perché c'era il pericolo che i virus influenzali dessero una pandemia, quindi che il virus dell'aviaria diventasse pandemico modificato, e i 2 ricercatori l'avevano modificato. Ricordo che a quell'epoca si alzò il virologo della Carolina del Nord, di Chapel Hill, Ralph Baric, con seduta accanto Zheng Lixi, che è la virologa di Wuhan, che si alzò e disse: ma scusate, non possiamo applicare questo messa al bando a tutti i virus respiratori, i coronavirus, non abbiamo un modello animale. E fu così che gli esperimenti continuarono a Wuhan, perché tutti i paesi occidentali investirono, compreso Bill Gates, compreso l'NIH, compreso l'MRC, compreso l'Institut Pasteur, compreso la World Alliance, investirono a Wuhan per avere questo laboratorio, per portare là questi esperimenti. Ecco, noi non sappiamo se è fuggito, ma sicuramente, capite, nel mercato di Wuhan, poi ci sono stati 2 mesi fa 2 lavori su Science che dicono che probabilmente è originato là, perché hanno trovato delle tracce nelle gabbiette e nei liquidi di reflui dai macelli. Però, capite, non sappiamo se è stato un topolino o un criceto che è uscito dal laboratorio, perché i cinesi non buttano via niente e vendono nel mercato. E devo dirvi che questa confessione me la fece anche Ralph Baric, che collaborava con la Zheng Lixi. Sai, Giorgio, io non posso dirti, non lo sappiamo, però a tutt'oggi non conosciamo. Bene, che importanza fa conoscere l'origine? Non può dire nessuna, perché tanto dobbiamo trattare un virus che ci venga dal laboratorio di Wuhan, che ci venga da chissà quale topolino portato sul mercato, o che sia stato proprio nel traffico degli animali vivi. Vi posso dire che SARS-CoV-1 è venuto proprio da un mercato vivo,
che la MERS è venuto dal dromedario, ma questo qua non l'abbiamo ancora trovato, l'ospite intermedio. E sicuramente non è passato dal pipistrello all'uomo, perché quel virus non infetta le cellule umane, se non dopo ripetuti passaggi in cultura, come è avvenuto col virus dell'influenza aviaria nel laboratorio sovietico. Quindi le ipotesi restano sempre due, ma dovremmo trovare questo virus in un determinato animale che ha funzionato come ospite intermedio per passarlo dal pipistrello all'uomo, perché dal pipistrello all'uomo direttamente non può passare. Ecco, quindi l'importanza dell'origine. Beh, se noi sappiamo che è originato in una specie animale, non facciamo che quello che è avvenuto già con l'aviaria nel 2003, 2002, 2008, ammazziamo tutti i polli. Oppure come è avvenuto quando ci siamo accorti in Danimarca nel 2020 e in Olanda che negli allevamenti di visone il virus passava da chi accudiva i visoni ai visoni. I visoni si infettavano, alcuni morivano e addirittura lo trasmettevano all'uomo. Quindi sapere se c'è un ospite intermedio può portare al cosiddetto culling, a decimare tutti questi animali, come avviene nei pollai, come è avvenuto in Veneto con l'influenza aviaria. Adesso anche questo inverno sta avvenendo. Quindi e in più è importante capire da dove arriveranno i prossimi rischi, perché di pandemie ne avremo ancora. Conosciamo più di 100 specie diverse di coronavirus, o meglio di ceppi di coronavirus, in 100 specie animali diverse, per cui dovremmo allestire quella che si chiama preparazione e allerta e capacità di risposta ai virus, che avrei visto molto volentieri qui a Venezia, soprattutto nella Scuola Grande di San Marco, perché sapete che lì c'è anche un museo della medicina e intorno ci sono i vecchi laboratori che il presidente Zaia era pronto ad allestire come, diciamo, studi, perché ci vogliono studiosi, amministratori, eccetera, eccetera. E ecco, quindi Venezia sarebbe stata, speriamo ancora lo possa essere. Oggi questa agenzia europea ha sede a Bruxelles, è fatta di burocrati, ma avrebbe bisogno, e qui c'erano 2 premi Nobel che sarebbero venuti volentieri a Venezia, ha bisogno di virologi, di immunologi, di clinici, di epidemiologi, di economisti, di psicologi, di sociologi, perché una pandemia si deve affrontare. Ma prima di tutto bisogna capire che origine ha. Che origine ha. Speriamo ancora, no? Che si arrivi a Venezia. Speriamo. Adesso vediamo. No? Prima di parlare di vaccini, possiamo parlare di una resistenza naturale, innata al contagio da Covid-19. Noi notiamo che all'interno di una famiglia di persone che convivono, uno lo prende, lo trasmette a un altro della famiglia e un altro ancora, pur convivendo, non lo prende. Allora uno si chiede quali sono i meccanismi che soggiacciono a questi comportamenti così bizzarri. Allora, adesso non so quanti tra di voi sono medici, biologi, ricercatori o quanti appartengono alla cosiddetta società civile, quindi cerco di usare parole semplici. Allora, l'immunità è il sistema che tutte, anche le piante, hanno per difendersi da questi invasori esterni, oppure per difendere noi stessi dai danni che provochiamo nel nostro organismo quando diventiamo vecchi o quando le nostre cellule si trasformano in cellule cancerose. Quindi dobbiamo epurarle, quindi eliminarle. Quindi l'immunità, immunus, la parola cosa vuol dire? Che non paga dazio, il munus era il dazio latino, quindi immune vuol dire che mi salvaguardia da un danno. L'immunità abbiamo scoperto proprio studiando i microbi, nasce nella microbiologia e nella virologia. Quindi lo studio del nostro sistema immunitario ci ha permesso di capire che abbiamo, diciamo, 2 sistemi immunitari. Uno si chiama immunità innata, che sono le difese naturali, la pelle, la saliva, il sudore, e poi abbiamo scoperto anche altre molecole, premi Nobel, anche questi, gli interferoni,
le defensine, il lisozima, sono tutte sostanze che il nostro organismo produce in maniera rapida, le citochine, cioè le risposte infiammatorie, cioè quando qualcosa di strano arriva noi cerchiamo di eliminarlo come? Con queste risposte. Poi abbiamo scoperto anche dei recettori che riconoscono per esempio un RNA a doppio filamento che noi non produciamo nel nostro organismo come estraneo, una proteina denaturata, si chiamano Toll-like receptor, sono stati studiati nella drosofila, Scirini, e poi sono stati studiati anche nel lievito e addirittura nell'uomo. Quindi noi abbiamo una difesa innata che resiste a queste quando arriva una sostanza estranea. Ecco, un virus lo conosciamo perché? Perché è una struttura diversa dalle nostre cellule, perché il suo genoma, cioè l'RNA o il DNA, è strano, non ha per esempio delle modificazioni che hanno le nostre molecole di DNA, oppure è un RNA che si forma in doppio filamento. Quindi rispondiamo. E abbiamo imparato per esempio che alcuni non si infettano perché naturalmente hanno una pronta risposta infiammatoria o con l'interferon, che è una proteina di circa 20.000 Dalton di peso molecolare, quindi un aminoacido sono un peso molecolare di 100 Dalton, quindi sono abbastanza piccole, quindi, ma ci difendono proprio dai virus e anche dai tumori. E quindi questi geni sono i più diversificati nel nostro organismo, quindi ognuno risponde in maniera diversa. Esatto. Io sono 99% identico la mia sequenza al dottor Bolla, però quell'1% mi permette, e la maggior diversificazione in questi geni della risposta immunitaria. Poi abbiamo la risposta adattativa, quella che dialoga con la risposta innata, cioè quella che dà l'infiammazione, e dialoga come? Con i nostri linfociti, che sono i globuli bianchi, i linfociti B che producono gli anticorpi, i linfociti T che riconoscono gli antigeni, che li presentano ai linfociti B, che poi maturano in plasmacellule, che secernono anticorpi, oppure i linfociti cosiddetti citotossici, che riconoscono qualcosa di estraneo e la capacità di riconoscere l'antigene, antigenao, genero contro, quindi genero cosa? Un anticorpo, oppure una cellula citotossica che uccide la cellula tumorale o la cellula infettata dal virus, perché questa espone sulla sua superficie un antigene che è diverso dal self, da me stesso. Quindi noi abbiamo imparato nella nostra ontogenesi, nel nostro sviluppo, a riconoscere i componenti delle nostre cellule come self, nostre, e non rispondiamo contro. Ci rendiamo anergici, si chiama tolleranza immunitaria, anche questo è un altro premio Nobel, mentre l'autoimmunità, scoperta da Zirkenagel coi virus, guarda caso, linfocoriomeningite, è quello che ci fa scambiare un antigene estraneo con quello delle nostre cellule. Ecco che sviluppiamo malattie autoimmuni come la sclerosi multipla, l'artrite reumatoide, soprattutto l'enterocolite, quindi le malattie celiache, la colite ulcerosa, il morbo di Crohn e così via, le riceviamo perché soprattutto dopo che abbiamo avuto chissà come, una sindrome infettiva. Ecco, quindi abbiamo la risposta, vi ho fatto una lunga premessa per dirvi, questi geni sono i geni più differenziati all'interno del nostro organismo. Non solo, ma per riconoscere l'antigene abbiamo altri prodotti che fanno parte del sistema immunitario, con cui le nostre cellule presentano l'antigene diverso, quindi sono i geni per l'istocompatibilità, cioè ecco noi rigettiamo, se io ricevessi un trapianto di cute dal dottor Bolla lo rigetterei perché i suoi geni di istocompatibilità sono diversi dai miei, certo. Però questi geni o questi prodotti genici vengono accoppiati anche agli antigeni, perché altrimenti non li riconoscerei come diverso, quindi devo avere una piattaforma che è il mio self, me stesso, con cui accoppio questo antigene. Quindi ecco, abbiamo resistenze innate, intrinseche, diverse,
geneticamente. Risposte immunitarie anticorpali diverse a seconda di come li presentiamo e risposte cellulari citotossiche e cellule memoria che vanno in circolo e che ci permettono di riconoscere a distanza di tempo l'antigene. Ecco per cui ci vacciniamo, ma ci vacciniamo perché conserviamo la memoria immunologica. Non solo, ma queste cellule quando vanno nei nostri linfonodi o nella milza, cosa fanno? Si diversificano, mutano, per cui una nostra si chiama ipermutazione. Questi geni sono sottoposti a mutazione. Perché? Perché devono riconoscere un repertorio di antigeni, gli allergeni, quello che mangiamo, di 100.000 e più. Quindi noi dobbiamo continuamente produrre anticorpi uno diverso dall'altro per riconoscere e per difenderci. Quindi ecco, siamo diversi uno dall'altro, quindi rispondiamo in maniera diversa, riconosciamo in maniera diversa, ci difendiamo in maniera intrinseca, innata, in maniera diversa uno dall'altro. Cominciamo a parlare di vaccini. Mi piacerebbe capire dal professore se questi vaccini che abbiamo ora possono anche difenderci, oltre che dalla sindrome severa, da Covid-19, anche dall'infezione. Cioè se questa poi proprietà immunologica innata viene potenziata comunque dalla somministrazione del vaccino. Allora, una delle cose che si diceva all'inizio, se ricordate, raggiungiamo l'immunità di gregge, dobbiamo vaccinare almeno, sapete che c'è diciamo per l'influenza che ha una contagiosità, si chiama R con 0 o R con T. R con 0 è quando compare un virus nuovo e la popolazione è totalmente scoperta dal punto di vista immunitario, non l'ha mai riconosciuto. R con T è invece il cosiddetto indice di riproduzione virale o numero di replicazione o di riproduzione virale o indice di contagiosità, detto in termini un po' diciamo più volgari, cioè una persona che alberga l'infezione, che è infettata, che viene a contatto con altre persone, quanto è in grado di contagiarne. Allora, sull'indice di contagiosità, che è circa 2 per l'influenza, era 2,1, 2 per il virus di Wuhan, quello originario, quindi infetta 2, io so che su questa base devo vaccinare almeno il 70, l'80, il 90% per avere una protezione della popolazione, se rimane quel virus. Okay? Per il morbillo, che è quello che conoscevamo come il virus più contagioso, cui R con 0, 18, 20, quindi una persona nel periodo in cui alberga l'infezione può contagiare 18, con i bambini tutto l'asilo si infetta. No? Ecco, per quello la copertura vaccinale è 90-91%. Vi ricordate che quando abbiamo smesso di vaccinare, il Veneto era la regione che vaccinava di più, sono comparsi Vicenza, eccetera, i casi di morbillo che non coprivamo. Quindi ecco la domanda che mi si rivolgeva, la protezione, ci vacciniamo e ci proteggiamo, basta coprirne 60, no? Perché questo virus è continuato a mutare, esatto. Non era mai stato visto questo virus, completamente nuovo. Tanto che adesso le varianti o le sottovarianti di Omicron, eccole qua, hanno una contagiosità che è intorno a 18-20 come quella del morbillo. E quindi è inutile che pensiamo di proteggerci da un virus che continua a mutare, perché è la prima volta che compare, ma mutava anche il virus della spagnola, che la pandemia è durata più di 2 anni, quindi sono passati già 2 anni e mezzo, continua ancora a mutare, ma fortunatamente da dicembre, o meglio da novembre, quando è comparsa Omicron in Sudafrica del 2021, siamo nel 2022, è ancora Omicron, anche se ci sono varianti un po' diverse. Quindi ecco, c'è adesso la possibilità che il vaccino ci possa proteggere dall'infezione, ma il vaccino ultimo, che è quello Pfizer, ottenuto da questi 2 signori qua, BioNTech, che hanno quella in particolare che Catherine Caricò, era un'ungherese emigrata negli Stati Uniti, ma che volevano cacciare prima dall'NIH, poi da North Carolina, e ha fondato la BioNTech. Questo è Drew Weissman, che ha collaborato con lei, ci ha creduto per il vaccino RNA. Beh, adesso se vi vaccinate con BA4, BA5, cioè le 2 varianti che circolano in questo momento,
sottovarianti di Omicron. Quindi siete protetti dall'infezione nel 65-70%, ma siete protetti molto il 90% dalla malattia grave. Quindi è inutile che parliamo di proteggerci dall'infezione, con questo virus ancora è utile parlare di protezione dalla malattia. E quindi va rivolto ai soggetti che rischiano di ammalarsi di più. Chi? Gli over 60, dove la mortalità supera l'1%, mentre sotto nei decadi precedenti è molto meno, 0,01%. Bambini, diciamo, a mortalità quasi inesistente, tranne che non siano leucemici o abbiano gravi malattie, però quindi gli over 60. Sappiate che gli over 80 sono vaccinati per il 35% con la quarta dose. Abbiamo 7 milioni di persone non vaccinate. Da 5 agli 11 anni è vaccinato solo il 36%, quindi il 64%. Ecco, questo è un dato fondamentale, abbiamo le slide, no professore? Sì. Di questo. Mi pare che questo sia il messaggio fondamentale, questo che ha appena detto il professor Palù. Ecco, adesso vedete la situazione aggiornata a venerdì scorso. Questa è la copertura vaccinale, vedete che da 5 a 11 anni il 64% non è vaccinato. La copertura della quarta dose, questa è aggiornata a venerdì scorso, è del 33% negli over 80, che sono certamente a rischio perché negli over 80 la mortalità supera il 15%. Sì. Quindi prendersi il Covid vuol dire rischiare di morire in maniera seria, come aver preso la SARS, aveva una mortalità del 12-13%, la MERS del 36%. All'inizio. Ecco, quindi abbiamo 7 milioni di non vaccinati ancora, quindi casomai cerchiamo di vaccinare, ma soprattutto proteggiamo i gracili, questo è il messaggio, proteggiamoli anche con queste qua se sono esposti e se non sono vaccinati. Ecco, quindi proteggiamo dalla malattia, questo è ancora il concetto vigente. Professore, cosa dice? Cominciamo a coinvolgere l'uditorio. Mi pare che i messaggi fondamentali sono stati lanciati tutti in maniera molto chiara e quindi adesso vi invitiamo a intervenire. Credo che sia un argomento che sentite. Ecco, l'unico messaggio è, vedete, in Europa eravamo andati al calo fino a alcune settimane fa, c'è una ripresa soprattutto in alcuni paesi, Austria, anche l'Italia lieve, eravamo sotto la soglia epidemica di 1 con l'R con T, che ormai conoscete tutti cosa vuol dire, adesso abbiamo superato 1, siamo a 1,28 con le ospedalizzazioni e vedete il rischio di rinfettarsi anche chi è già stato infettato con, per esempio con Omicron BA1, BA4, elevato, e quello che circola è Omicron BA5, 92%, vedete, poi BA4. Non abbiamo ancora, abbiamo visto 2 casi di Centaurus, non abbiamo ancora Cerebrus, una sottovariante, ma io direi che insomma Centaurus in India, però poi da noi è preso pochissimo. Quindi la buona notizia, se volete, è che pur se i casi aumentano, vedete, siamo passati da 200 per 100.000 abitanti alla settimana, siamo arrivati venerdì scorso a 441 per 100.000, quindi c'è un aumento. Ma vi posso dire, perché sento i clinici, sono gracili, anziani, ottantenni che vengono ricoverati in area medica. Oggi in area medica sono 6.000 persone, quindi siamo arrivati al 6-7% di occupazione, siamo passati dal 6% all'8%, però abbiamo ancora poche persone, 1,8%, poco più di 150 persone in terapia intensiva. Adesso tocca a voi, avete la possibilità di intervenire, prego. Posso fare una domanda? Sì. C'era qualcuno? Sì, no, per Presidente, sì. Allora, intanto ringrazio il professore perché virologi ne abbiamo sentito a sufficienza in questi anni, ma io penso così che stufi ormai l'argomento. No, ma invece noi siamo contenti di sentire persone che spiegano chiaramente le cose e ce le fanno capire. Allora, io avrei tante domande, ma una è sul vaccino.
Lei ha detto che le varianti sostanzialmente rispetto a quella sudafricana sono molto poche, quindi siamo sostanzialmente coperti. E cioè, se ci fosse una variante, non una piccola variante, adesso io mi esprimo in termini atecnici, mi perdonerà, ma una variante importante, quanto tempo ci vuole per trovare un vaccino a questa variante importante? E comunque rispetto a questa variante il fatto di essere stati vaccinati ha comunque un effetto positivo? E un'altra domanda è questa: se questa come dire, questa infezione diventerà endemica, finirà come per l'influenza, che noi verso novembre avremo il vaccino, lo facciamo e stiamo, non dico tranquilli, ma insomma abbastanza sereni nel non affrontare un'influenza, un'infezione, o comunque affrontarla con degli esiti, come dire, non gravi. E ultima domanda, se ci conferma che sia sufficiente, come ci hanno detto tutti, qualunque sia la variante, il distanziamento e la mascherina, e non siano necessari altri complicati lockdown che abbiamo dovuto subire. Non parlo tanto per le come dire, conseguenze personali, alla fine uno sta in casa, ma per le conseguenze economiche e sociali notevoli, insomma, che ci sono state. Allora, ricapitolando: 1, compare una nuova variante del vaccino; 2, ci protegge il vaccino; 3, altre misure non farmacologiche. Allora, prima domanda, qui ecco, vedete da Delta in avanti, quindi siamo quasi 2 anni fa. Delta è la variante inglese, no scusate, indiana, prima c'era Alfa nel Kent e prima c'era Wuhan, che poi è mutata. Vedete quanto muta? Ecco, è mutata nella proteina S. La proteina S è quella che io ho studiato, che è questa qua, vedete, questa sopra il virus, questa spicola che si protrude per circa 1 o 2 nanometri. Questo virus è 200 nanometri, un virus abbastanza grande, quindi scusate, un po' meno di 200 nanometri. Un nanometro cos'è? È un millesimo di micron, è un milionesimo di metro. Ecco, quindi questa proiezione di 10-15 Armstrong, quindi è quella che lega il recettore cellulare. Questa muta, ma muta tutto il virus all'interno. Noi ci siamo concentrati su questa perché abbiamo costruito il vaccino su questa proteina. Allora, perché è quella che permette al virus di attaccarsi alla cellula, vedete, si attacca qua, al recettore, che non è solo l'ACE2, che il recettore è una specie di enzima proteolitico che serve a regolare le nostre funzioni cellulari, sia la vasodilatazione, la pressione, eccetera. Quindi, ma si lega anche ad altri recettori, altre proteasi, addirittura l'acido ossalico è la prima molecola che incontra quando questo virus fa una specie di surf sulla superficie cellulare, questa che vedete è la membrana cellulare, arriva. Allora, ecco, uno dei motivi per cui, diciamo, l'influenza era quasi scomparsa, anche perché questo virus compete per il recettore e quindi può spiazzare il virus influenzale, e così è avvenuto, e poi abbiamo usato le mascherine. Allora, questa che vi mostra la variabilità è enorme, vedete, questa, dirvi quanto è variato BA5 da BA1, per esempio, sono queste mutazioni, 486-493 sulla proteina S, quella che vi ho mostrato prima, che sono nella parte che lega il recettore. Queste sono immunoevasive, quindi quello che conta non è tanto la contagiosità, quanto conta la contagiosità, che è la capacità di legare il recettore.
quanto più affine e quanto più muta la proteina che lega il recettore, in maniera di rendersi più adattabile al recettore, e ce n'ha messo di strada, no? Per passare dal pipistrello all'uomo. Prima ha acquisito quelle sequenze nel modo che ancora non sappiamo, no? Che io vi ho ipotizzato. La scienza lo dimostrerà, i cinesi lo sanno, ce lo dovrebbero dire. Quindi prima è diventata molto più affine al recettore umano, è diventata specializzata per quello, ma poi è diventata specializzata man mano che ci vaccinavamo anche a eludere il vaccino. Ecco che noi abbiamo ormai di BA5 almeno 300 sottovarianti, quindi però fortunatamente ancora siamo in grado di neutralizzarle. Se ne comparisse una nuova, da Delta a Omicron, o da Alfa a Delta, a Beta, a Gamma, Gamma era quella brasiliana, Beta era quella sudafricana, guardate che sono tutte indiana, era la Delta, a parte Alfa, sono tutte avvenute in aree del mondo dove la popolazione dove è endemica la tubercolosi, endemico l'HIV, 30% dei casi, quindi sono soggetti immunodepressi dove un'infezione si attecchisce in un soggetto immunodepresso, perdura, il virus replica e muta. Quindi non possiamo escluderlo, però con questa tecnologia, che è quella inventata da questi due signori dell'RNA messaggero, oggi un vaccino lo fabbrichiamo in una settimana. Moderna, che ho conosciuto perché ho lavorato a Boston, che è succedanea a questi due signori, ma adesso intenta la causa per il brevetto, perché l'80% dei vaccini sono Pfizer, Moderna era una piccola aziendina, ma Pfizer ha comprato la BioNTech tedesca, che è una fabbrica fondata da questa signora qua. Beh, in una settimana Moderna aveva già fatto il vaccino, semplicemente sulla sequenza, è molto facile, capite, dalla sequenza del gene o del genoma intero, che oggi in un'ora si fa la sequenza. Quando abbiamo sequenziato il genoma umano nel 2002-2003, sia l'Hugo che industria privata americana, ci sono voluti 2 o 3 anni, spese enormi. Oggi in 2 o 3 ore si sequenzia il genoma umano al posto di poche decine di dollari, allora sono voluti milioni di dollari. Quindi sulla base della sequenza noi costruiamo un RNA che è la riproduzione del gene che codifica quella proteina. Quindi lo si può fare rapidissimamente. E le posso dare una notizia, che l'FDA, che è l'ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration, ha deciso che non occorre più fare uno studio clinico accurato su 10.000 pazienti per vedere l'efficacia e la sicurezza di un vaccino. Se modifico 2 o 3 sequenze, perché avete visto, bastano 2 o 3 aminoacidi per cambiare una sequenza e ci vuole poco a modificare il vaccino di 2 o 3 nucleotidi, posso considerare che quel vaccino, semplicemente sulla base dell'immunobridging o di studi su pochi soggetti volontari o addirittura sul topolino, perché è adatto al topolino il virus, e quindi posso prendere lo studio sull'animale, quindi in vivo o in vitro, posso adattarlo. Quindi ecco che BA5 in America ha dato un'autorizzazione, si chiama Emergency Authorization, sulla base di studi non condotti sull'uomo, ma semplicemente in laboratorio. Quindi adesso ci vuole poco, una volta ci volevano 10 anni, come per un farmaco, fare un trial di fase 1, fase 2, fase 3, quindi alcune decine, centinaia, poi decine di migliaia, poi valutare la sicurezza, e passavano gli anni, e poi gli enti regolatori valutavano il fascicolo, il dossier, una volta finito lo studio. Adesso invece c'è un interim analysis che permette all'industria farmaceutica di darlo subito all'FDA e all'EMA. L'EMA ancora non ha autorizzato, vuole da Pfizer i dati sull'uomo, gli americani, l'FDA no. Questo è quello che avviene per i vaccini dell'influenza, ed ecco che arrivo all'altra domanda, che vengono aggiornati ogni anno, come ci sono 8-10 laboratori, Giappone, Australia, Cina, Inghilterra, Stati Uniti,
che aggiornano il vaccino sulla base del virus che circola. Quindi noi conosciamo qual è la sequenza circolante a luglio, giugno-luglio, quando in Australia c'è estate, o in Cina è l'estate, nella parte orientale del paese, quindi l'emisfero australe, e con quello costruiamo i vaccini. I vaccini dell'influenza li facciamo, abbiamo la tecnologia, ma l'industria farmaceutica utilizza una tecnologia che è stata validata dalle agenzie regolatorie, uova embrionate di pollo. Abbiamo già la tecnologia per farlo con l'RNA, vedete, nel giro di una settimana. Quindi in linea teorica questo è un problema regolatorio che quando il virus diventerà endemico, ed è lo scenario che io ho prefigurato già, questo lavoro è stato pubblicato addirittura nel 2019, vedete, quindi eravamo ancora in fase pre, ma già si sapeva, quindi me l'hanno richiesto, io l'ho pubblicato rapidamente, e lo scenario è quello più probabile, che ormai tutti accreditano, che questo virus diventi come il virus influenzale, circoli in maniera stagionale. Ma adesso ricordiamoci, non è ancora stagionale, è una piccola stagionalità, perché abbiamo avuto una remissione anche nel nostro emisfero boreale in estate, ma adesso il virus sta riprendendo. Ultima cosa, ultima domanda, quindi abbiamo i mezzi, è auspicabile che diventi, potremmo farne forse uno all'anno con l'influenza, come adesso viene raccomandato, magari su 2 braccia diverse, oppure a distanza di 7 giorni uno dall'altro, non perché il nostro sistema immunitario non possa essere cimentato. Guardate che quando vi punge una zanzara avete centinaia se non migliaia di antigeni diversi, e quindi qua abbiamo antigeni purificati, un antigene. Cioè, è ben peggio quindi, la zanzara. È ben peggio la zanzara. Quindi, fa ben peggio la zanzara, o anche quando mangiamo la polenta, guardate che sì, è vegetale, sono antigeni che non sono del nostro organismo e stimolano una risposta immunitaria. Quindi non è certo la sfida a cui è sottoposto il nostro sistema immunitario che ci fa paura. D'accordo? Quindi è che il virus deve diventare endemico. Oggi abbiamo 12 miliardi di dosi vaccinate, 60% del mondo vaccinato, ma il rischio c'è ancora che possa magari, dove in Africa la copertura è del 15-20%, ci sia la possibilità di emergere di nuova variante. Questo non possiamo escluderlo, però è buon segno che da dicembre dell'anno scorso adesso circola sempre un lignaggio e una variante che si chiama Omicron, anche che abbiamo sottovarianti che si chiamano Centaurus, bella mitologia, no? E Cerberus, Cerbero, figlio di Fetone, il cane a 3 teste, il guardiano dell'Ade, ucciso credo nell'ultima fatica di Ercole, o ma ucciso, addomesticato e portato, quindi ecco le varianti. Certo, queste saranno ancora utili e lo sono utili, non esponiamo i nostri vecchietti, copriamoci la mascherina se andiamo in pubblico ed è affollato, e se non abbiamo, purtroppo le nostre scuole non hanno un sistema di ventilazione ad espulsione esterna, quindi ancora c'è questo rischio. Certo, dico rapidissimamente, poi c'è posto solo per una domanda che la signora aveva, perché purtroppo il professore deve lasciarci tra un quarto d'ora. Volevo dire che questa tecnologia di laboratorio dell'RNA messaggero poi ha aperto un nuovo capitolo per tutta la farmacoterapia, non solo per la vaccinoterapia, per i vaccini. Quindi la signora aveva chiesto. Grazie. Volevo chiedere molto rapidamente, per quei pochi che hanno fatto la 4ª dose o secondo booster, è necessario, secondo lei, ripetere anche la cosiddetta vaccinazione con le 2 nuove varianti che consigliano di fare insieme all'influenza? Perché qui c'è una grande confusione. Tanto molti non hanno fatto la 4ª dose perché erano stati anche già contagiati dal virus. Adesso quelli che sono stati contagiati dal virus e non hanno fatto la 4ª dose in luglio e agosto possono fare quella, diciamo, nuova, e quindi quelli che invece hanno fatto la 4ª dose come la sottoscritta non sanno cosa fare. Allora vi spiegherò un po' di esperienza vissuta nel campo della vaccinologia.
Io ho fatto dei vaccini, purtroppo non sono mai riusciti a venderli all'industria farmaceutica. Ho fatto un vaccino per West Nile, ho costruito un vaccino per la tubercolosi, un vaccino per l'HIV, un vaccino per dengue, ma West Nile era arrivato proprio alla fase più evoluta, ma West Nile non interessa l'industria, fa poca roba. Dengue è difficile, ancora non funziona il vaccino, ma allora le spiego alcune cose. Allora, quando parliamo di vaccini, il nome lo ha dato Pasteur in onore di Jenner e del vaiolo, sapete, della vacca, che poi invece era magari del cavallo, eccetera, ma comunque di un'altra specie animale. Ci sono un ciclo vaccinale normalmente a 3 fasi. La prima si chiama priming, che vuol dire innesco, cioè io inoculo il microbo inattivato, come si faceva una volta, si coltivava e si uccideva, la tossina inattivata, oppure il microbo vivo ma reso avirulento, magari passaggio in animale, oppure il virus ucciso come faceva Pasteur col virus della rabbia, il virus del carbonchio dei polli. Ne ha fatti 3 dei vaccini Pasteur. Priming vuol dire che metto a confronto, innesco il mio sistema immunitario. Solitamente poi, conoscendo qual è anche la fase e la forza del nostro sistema immunitario, ho una seconda dose che si chiama challenge, sfida. Cosa fa la sfida? Fa altro che richiamare quelle cellule che sono state innescate col priming, farle diventare memorie e farle diventare cellule reattive. Questo avviene di solito a 1 mese di distanza, perché ha bisogno il sistema immunitario di creare queste cellule in memoria, di mandarle in circolo, dove? Nei linfonodi, nel nostro... guardate che noi siamo tappezzati di 10 metri di intestino e nella sottomucosa abbiamo il più grande sistema immunitario, che è quello mucosale, quindi le nostre mucose. Poi le abbiamo, e poi le abbiamo nei linfonodi, nella milza, nel fegato, nei tessuti interstiziali. Poi c'è la terza dose, che solitamente si fa a 6 mesi, che è il cosiddetto boosting o booster, che non è la 4ª dose, è già la 3ª dose, quindi la correggo, mi scusi. Boosting, che vuol dire cosa? Potenziamento, perché in quei 6 mesi io ho dato tempo alle mie cellule di andare nei centri germinativi dei linfonodi che ho nelle ascelle, negli inguini, nella mandibola, nell'intestino ovviamente, nella milza, nel fegato, di fare cosa? Di ipermutare, si chiama affinity maturation, cioè io ho bisogno che passino 6 mesi per fare il booster, perché a quel punto richiamo non solo le cellule memoria, non solo quella specificità, ma anche 10.000 altre specificità che sono maturate per mutazione dei geni che codificano gli anticorpi, le porzioni variabili, che quindi riconoscono non solo quell'antigene, perché hanno la memoria, ma anche altri che ancora non sono comparsi, oppure il cosiddetto recettore delle cellule T, che riconosce altri antigeni, però non in circolo, ma presentati sulla superficie delle cellule infettate. Ok? Quindi priming, innesco, sfida, challenge a 1 mese, a 6 mesi il boosting, che vuol dire booster è come un turbo, che aumenta tutto, e questo dovrebbe completare il ciclo vaccinale, e così è per molte malattie infettive, per i vaccini contro le malattie infettive. Noi col morbillo non ci vacciniamo più per tutta la vita, perché abbiamo avuto già il booster e siamo potentissimi, lo stesso per il meningococco, per il streptococco e per altre malattie infettive, quindi per altri vaccini. In questo caso però, come ho detto, mutiamo, abbiamo bisogno di un altro booster, che è la 4ª dose. Ecco, allora, vi ho mostrato quanto poco ne abbiamo fatta, no? Okay, quindi ci protegge dalla malattia, perché è un virus che continua a mutare. E quando va fatta questa 4ª dose? Allora, lei mi ha detto almeno 3 mesi. Io sono riuscito a far dire all'AIFA almeno 4 mesi, ma vi dico, per averle studiate anche nei tumori, come diceva prima il dottor Bolla,
questi RNA ci servono per fare vaccini contro i tumori o addirittura farmaci contro i tumori, per modificare i nostri geni, per curare malattie monogeniche, malattie rare, perché sono di precisione. E adesso abbiamo forbici molecolari che ci permettono di inserirle all'interno nel sito dove il gene è mutato. Lì dentro precisamente si chiamano forbici molecolari. È andato il premio Nobel Charbon e Charpentier, che sono il premio Nobel per la chimica, per aver scoperto. E da dove ci derivano? Guarda caso, ancora una volta dai virus, perché per difendersi dai batteriofagi i batteri hanno inventato queste cose per tagliare i geni virali. Quindi noi invece li sfruttiamo per fare una chirurgia genetica per andare a metterli dentro. Arrivo al punto. Quando va fatto questo quarto booster, la mia esperienza è questa. Allora, come vi ho spiegato che c'è un boosting del sistema immunitario, però se io do troppi antigeni o do alte concentrazioni di antigeni, posso chiamare la immune tolerance, la tolleranza immunitaria. Cioè io ho un sistema, e quando lavoravo in laboratorio con i tumori, se io volevo rendere anergico un topolino o un tumore che non lo riconosceva più di un altro animale che lo rigettava, bastava che gli dassi una dose elevata di quell'antigene oppure che lo stimolassi ripetutamente. E cosa succede? Il nostro organismo lo riconosce come self, lo scambia come una parte del nostro organo. Quindi si chiama anergia o ipoergia. Quindi devo darla bene la quarta dose booster. Io consiglierei di darla almeno 6 mesi, ma le linee guida dicono 4 mesi, le nostre linee guida. Da quando? Dalla terza dose, oppure dall'infezione naturale. L'infezione naturale cosa fa? Beh, dà la cosiddetta immunità ibrida, che è la più forte immunità che esista. Io non mi vaccino perché a luglio mi sono beccato il Covid e quindi sono passati neanche 3 mesi perché mi devo vaccinare. Quindi non solo ho potenziato al massimo, perché l'immunità che mi dà un virus che replica nel mio organismo è molte volte superiore a quella che mi dà un'unica iniezione di un RNA o di una proteina. Non solo, ma quando io ho subito un'infezione naturale ho una risposta contro tutti gli antigeni del virus, perché vi ho detto, guardate, ve l'ho fatta vedere forse nella seconda diapositiva, eccola qua. Quando questo virus infetta la cellula non espone solo la proteina S, che è quella di superficie, ma la più rappresentata è la nucleoproteina, quella che è all'interno, che è 100 volte più rappresentata della proteina S. Quindi quando mi infetto io ho una risposta contro tutto il virus, che mi protegge dall'infezione se ho una risposta contro la proteina S, ma mi protegge dalla malattia se ho tanta risposta contro la nucleoproteina interna. Contro il cuore. Quindi io sono protetto. Quindi quello che dico è un consiglio, se mi chiedono è sì, fallo, ma fallo passati minimo 4 mesi. Ecco, e quindi no, la quinta dose esiste solo per i trapiantati, per gli immunodeficienti, che possono farla anche a distanza di 1 mese. Perché? Perché non hanno risposta immunitaria, perché sono trattati con anticorpi contro i linfociti B anti-CD20 e per cui quelli non hanno montato una risposta. Quindi è bene che io gliene dia ancora. Ma un soggetto normale, se do troppo antigene o troppe posso provocare la cosiddetta tolleranza immunitaria, che si manifesta con ipo o anergia nei confronti dell'antigene. Più chiaro di così. Signori, dobbiamo concludere. Sono felice, abbiamo avuto questo privilegio. Vi ringrazio ancora, ringrazio la Presidente di questa opportunità veramente importante, ma soprattutto ringrazio il professor Palù. Grazie. Grazie a voi. In fondo all'aula magna, nella sala, c'è il libro all'origine. Se abbiamo ancora 3 minuti, se qualcuno al volo intende, chiaramente non forziamo, avete anche la possibilità di avere la firma del professore. Purtroppo il professore ha i tempi stretti perché è impegnato su più fronti, quindi dobbiamo. Grazie ancora.